consecutive su Sassari e Parigi. La 7 Emporio Armani Milano mette alla prova una delle squadre che sono partite meglio nel campionato di Serie A Unipol, la Germani Brescia dell'ex di turno Peppe Poeta, reduce dalle brillanti vittorie contro Varese e contro Scafati. Milan si avvicina per portare il blocco, riblocca una seconda volta su Dimitrijevic, slalomeggia Ivanovic che arriva fino al centro area, assorbe il contatto con Job, segna il canestro, libero supplementare in arrivo. Dimitrijevic dentro, Mirotic ancora, spalle a canestro contro Rivers, dietro la schiena per il taglio backdoor di Pippo Ricci. Milano da spettacolo e si porta sul 7 pari. Ivanovic che la recupera per poi lanciare la transizione di Brescia, corre molto bene per il campo, Bilan con la finta manda fuori tempo Ricci, appoggia il tabellone, più 3 Germani. L'idea attacca frontalmente Daus, carica per la tripla di Flaccadori a bersaglio, più 5 Olimpia. Ivanovic si ferma, Andur la mette per terra contro Caruso, virata al centro area, poi ancora grande lavoro sul piede fermo, canestro, più fallo subito, che giocata di Maurice Dur. Schitz che coinvolge l'idea attacca Bobbio che gli tocca il pallone, lo ricontrolla l'ex Partizan, si mette spalle, serie di finte, poi la butta per aria. Zach Lidey di puro talento insiste e segna un gran canestro. Viene perso completamente McCormack, sostanzialmente Brescia lo invita a schiacciare e direi che non è il massimo per contenere un giocatore di questa fisicità. Ivanovic palleggia contro Flaccadori, pick and roll con Bilan, non c'è rotazione difensiva, Ivanovic manda Bilan a schiacciare. Just keep up the same energy. We're playing with a high intensity, a high motor, and as long as we keep getting second chance opportunities to score and move the ball, we'll be in a good position. Brescia attacca in velocità con Della Valle che riapre per Ivanovic, perso per un attimo Andur, recupera troppo tardi Dimitrijevic e Brescia risponde e si porta sul -4. Schiltz attacca dal palleggio, Rivers, la solita eleganza nell'arresto etero. E adesso viene preso su questo pick and roll David McCormack. Un lavoro fisico di Cuono per provare a impedire a Brooks di superare la metà campo, poi sulla penetrazione Brooks segna in tuffo, Bobbio gli chiude l'area ma Brooks trova comunque la via del canestro. La Valle per Cuono che si spazia nell'angolo, prende la mira, segna la tripla. Adesso superiorità numerica per la Germani, Della Valle vede a rimorchio Ondur e lo serve, poi Dau ancora per Dur e questa volta finisce come, ci mette anche il punto esclamativo, inchioda per il -4 Brescia. Attacca il Macedone che va fino al ferro, primo passo micidiale, bucata la difesa di Brescia, più 4 Milano. Il pick and roll fra Dimitrijevic e Mirotic, eseguito alla perfezione, Dimitrijevic innesca, Mirotic che finalizza. Mirotic porta il blocco per Schitz che si butta dentro, Dur lo stoppa, riparte Bilan che rischia di buttarla via ma Ivanovic la salva in campo e poi attacca il ferro, Nicola Ivanovic, -1 Brescia. Tripla per il pareggio di Bilan, sbagliata, rimbalzo di Stefano Tonut, vince nel 7 Emporio Armani Milano 88-85, grande difesa Olimpia su quest'ultimo possesso, ha letteralmente soffocato ogni chance di Brescia. Brescia veniva qui con una settimana di riposo, carica a 1000 per fare la sua partita, l'ha fatta a lunghi tratti, noi siamo stati bravi a stare sempre davanti e controllare la partita, poi alla fine abbiamo rischiato, quindi insomma rimpariamo
in qualche possesso decisivo a difendere meglio, però quando c'era bisogno di difendere abbiamo difeso, abbiamo fatto 2 canestri importanti, ci prendiamo questa vittoria, una settimana importante, pronti per la prossima.